Sequestrate 3 aziende venete che commercializzavano il 40% della pesca di vongole nella regione. Almeno una decima parte dei molluschi venduti erano pescati con attrezzi vietati e venduti in nero. Il durissimo colpo alla filiera è stato inferto dal reparto aeronavale della Guardia di Finanza di Venezia, coordinata dalla Procura Lagunare. Un'operazione che si è tradotta nel blocco delle attività di Thailand, Damas e Gruppo Mare SRL, dove vi lavoravano una trentina di persone, e in una maxi retata che ha portato a 7 arresti, 17 domiciliari e 16 obblighi di dimora. Un'operazione che finirà per avere ripercussioni sul mercato delle vongole, ma anche sull'economia e sull'ambiente. Quelli che ci rimettono in queste situazioni sono proprio gli onesti, perché chi commercializza onestamente viene a essere penalizzato rispetto invece a chi riesce a frodare. Le accuse vanno dal danno ambientale. La laguna è devastata dai solchi lasciati nel fondo dalle draghe, una sorta di rastrelli che distruggono il fondale, al pericolo per la salute pubblica. I molluschi venivano venduti senza la necessaria documentazione sulla tracciabilità. E poi ancora la concorrenza sleale e l'evasione fiscale. Si trattava di pesca abusiva che non poteva emergere e così il ricavato. Sono state sequestrate inoltre 16 imbarcazioni per evitare altri danni all'ambiente e un casone su palafitte antistante Chioggia. Il danno maggiore è quello che riguarda la laguna, perché con sistemi di pesca meccanici di vario tipo la laguna viene sostanzialmente dragata con tutti gli effetti che ne conseguono. Sono anche state trovate armi, tra cui 2 pistole. Il giro d'affari si aggirava su 1,5 tonnellate al giorno di illecito, il 3% del pescato a livello nazionale. Arresti anche in Lazio, Campania, Sicilia, Liguria, dove venivano vendute in nero le vongole.